L'incontro di oggi è parte di un ciclo di conferenze che è programmato in tutta Italia. Più o meno nei prossimi giorni in varie città d'Italia ci saranno queste conferenze, in occasione di una mostra che si sta svolgendo a Roma, è stata inaugurata 4 giorni fa, sulla moneta dell'Italia unita, dalla lira all'euro. È una mostra che nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni, quindi svolta sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, è promossa e organizzata dalla Banca d'Italia al Palazzo delle Esposizioni. Inizio con ringraziare il professor Gian Antonio Danieli, presidente dell'Istituto di Scienze, Lettere e Arti, per la fattiva collaborazione a poter fare questo evento, alla disponibilità dimostrata nel patrocinarlo e aver messo a disposizione questo palazzo così bello e splendida cornice per l'incontro. Nell'incontro noi avremo una lezione del professor Gianni Toniolo su economia e moneta dell'Italia unita. Il professore è anche uno dei coordinatori di una ricerca della Banca d'Italia sui 150 anni che riguarderà soprattutto l'economia nell'ambito italiana nell'ambito internazionale e verrà presentata nell'autunno prossimo. Avremo poi l'intervento di Gilberto Muraro, docente sia di Scienze e Finanze a Padova che membro dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, che affronterà un tema che era importante al momento dell'Unità d'Italia, ma è tuttora importante, quello dei rapporti tra nord e sud. E infine il professor Fumian, sempre dell'Università di Padova, che ci parlerà invece del Veneto al momento dell'entrata nell'Italia unita. Io porgo ai relatori i più sentiti ringraziamenti per la loro generosa partecipazione. La mostra, contrariamente a quanto era scritto nel programma, non ve la esponiamo con un filmato che invece ha girato un pochettino nei minuti che hanno preceduto questo inizio, però credo che può valere veramente la pena per chi può andare a Roma al Palazzo delle Esposizioni, perché è una mostra interattiva che fa vedere quindi non solo gli avvenimenti al momento del 1862 dell'unificazione monetaria italiana, ma anche, per esempio, quella che è stata l'unificazione monetaria europea con la nascita dell'euro e quindi a partire dal 2002 con l'ingresso di banconote e monete in 17 paesi dell'Unione Europea. L'istituzione Stato e l'istituzione Banca Centrale nell'Ottocento camminano di pari passo. Sin dai tempi antichi, in qualche modo, lo Stato indipendente ha come propria caratteristica importante e fondante quella di coniare moneta. Sappiamo che nell'antichità quando lo Stato aveva al limite dei problemi, magari diminuiva il contenuto aureo o argenteo delle monete. In tempi invece relativamente più moderni, lo Stato si finanzia presso una qualche banca e ricorrendo a un banchiere privato, e in questo finanziamento tende a dare dei privilegi a questo banchiere, e questo è un modo in cui nascono le banche centrali. Ovviamente a fronte di questi privilegi, ma nascono anche delle regole che devono essere seguite perché la moneta abbia un corso legale. Quindi in un certo senso gran parte delle banche centrali nascono come banchiere del re, cioè lo Stato, come nell'ambito della politica fiscale deve rinunciare al suo potere assoluto nel campo dell'imposizione, no taxation without representation, così nel campo della politica monetaria deve in qualche modo devolvere alcuni compiti a un'istituzione esterna autonoma proprio per garantire in un certo senso la collettività contro i pericoli del degrado del metro monetario.
E a questo proposito vorrei, anche per il collegamento esistente con la storia di questa città e della moneta, i collegamenti quindi tra eventi storici e storia della moneta, leggervi una pagina del catalogo della mostra di Roma, la mostra sulla moneta dell'Italia unita dalla lira all'euro, a pagina 88. L'opportunità per il governo di poter contare su una grande banca di emissione nazionale fu evidente nel 1866, in occasione della terza guerra di indipendenza. Per far fronte alle spese belliche, il governo negoziò un rilevante prestito con la Banca Nazionale. Erano 250 milioni di euro magari, di lire, che corrispondeva a quei tempi il salario medio di un operaio giornaliero era una lira, 1,20 centesimi. E in cambio la Banca Nazionale del Regno ottenne per i suoi biglietti il privilegio del corso forzoso. Tutti erano obbligati a accettarli in pagamento senza che essa fosse tenuta a convertirli in moneta metallica, mentre i biglietti delle altre banche restavano a corso fiduciario. La circostanza ebbe naturalmente l'effetto di favorire ulteriormente la Banca Nazionale nel Regno, che incorporò anche lo stabilimento mercantile di Venezia dopo la fine del conflitto e l'annessione del Veneto. Nel Lombardo-Veneto, come banca di emissione, c'era la Banca Nazionale Austriaca e c'era questo piccolo istituto di emissione a Venezia, che era lo stabilimento mercantile, che fu l'ultimo a essere incorporato dalla Banca Nazionale del Regno dopo l'unità. Per effetto di queste circostanze, la Banca Nazionale del Regno assunse una posizione assolutamente dominante nei confronti degli altri istituti di emissione, arrivando a detenere, riguardo alla circolazione dei biglietti, i 3/4 della quota di mercato. È interessante notare che anche in occasione della prima e della seconda guerra di indipendenza, nel 1848 e nel 1859, la Banca Nazionale aveva concesso un prestito al governo piemontese. In quel caso furono 20 milioni e 30 milioni per la seconda guerra di indipendenza, sempre ottenendo in cambio il privilegio del corso forzoso per i propri biglietti. Ma in quelle due occasioni, dopo pochi mesi, si era ritornati al normale regime fiduciario, mentre il corso forzoso introdotto nel 1866 si protrasse per ben 17 anni. Il regime del corso forzoso accordato ai biglietti della Banca Nazionale ebbe anche l'effetto di produrre modificazioni sostanziali e durature nel sistema dei pagamenti. Le monete metalliche, che avevano un valore intrinseco, furono in gran parte tesaurizzate e sparirono ben presto dalla circolazione, sostituite dai biglietti di piccolo taglio emessi in tutta fretta dalle banche di emissione, ma anche da altri soggetti non autorizzati come banche ordinarie, camere di commercio, società semplici e anche negozianti. Fu il primo fondamentale passo per la definitiva affermazione della moneta cartacea in luogo di quella metallica per le necessità della vita quotidiana della popolazione. Tornando al processo di unificazione, esso parte dalla legge Pepoli del 1862, come in Italia c'è l'unificazione per la lira, in contemporanea abbiamo l'unificazione in Svizzera e in Germania e abbiamo anche esempi di collaborazione fra vari paesi. Nel 1865 si firmano gli accordi dell'Unione Monetaria Latina con Italia, Francia, Belgio, Svizzera e poi Grecia, anche se ovviamente è molto di meno di quelli che sono stati i progressi nel secondo dopoguerra, che poi hanno portato alla nuova moneta unica, all'euro, utilizzata da 330 milioni di cittadini europei. E quindi anche il ruolo della Banca Centrale, della Banca d'Italia, è cambiato dall'essere una banca nazionale, si aprono delle prospettive sovranazionali, perché insieme alla Banca Centrale Europea e alle altre banche centrali dei Paesi membri c'ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi e definire le linee di politica monetaria comune europea. Vorrei ora cambiare leggermente l'argomento e fermarmi un pochetto invece su un qualcosa che c'è una prospettiva storica ma anche locale, nel senso legata in qualche modo all'edificio in cui sta attualmente la banca in Italia, qui a Venezia.
La sede, tutti voi sapete, che è Palazzo Manin Dolfin, vicino a Rialto, che dal 1700 era abitato dalla famiglia Manin e in particolare dall'ultimo doge, Lodovico Manin, che fece ristrutturare l'edificio. Lodovico Manin è 120° e ultimo dei dogi, è stato accusato dai suoi contemporanei di essere la causa della fine della Repubblica Serenissima nel maggio del 1797, però era ovviamente un declino che era già avviato da tempo, o se si vuole, anzi, ironia della sorte, che per esempio proprio in un'altra villa del doge, Villa Manin di Passariano a Codropio, fu firmato il trattato di Campoformio con cui il Veneto fu ceduto all'Austria. Questo fu sentito come un grande tradimento da parte dei patrioti italiani e lo Jacopo Ortis di Ugo Fosco nasce proprio parlando del sacrificio della patria nostra rinfacciato a Napoleone, anche se con Napoleone abbiamo in qualche modo i primi segni del risorgimento italiano, e per quello che stiamo parlando forse merita ricordare che il prima lira nazionale italiana e la lira del Regno d'Italia di Napoleone del 1806, che aveva le stesse caratteristiche, anche se aveva le stesse caratteristiche del franco francese. Quindi in qualche modo però è talmente importante per una banca centrale nascere e instaurarsi un posto che appena Venezia diviene italiana, nel 1867, pochi mesi dopo il referendum che ratificò l'appartenenza dell'Italia al Regno d'Italia, la Banca Nazionale del Regno comprò Palazzo Manin e fu stipulato il contratto da quello che poi diventerà direttore generale della Banca d'Italia, il primo direttore generale della Banca d'Italia. Cioè è una tappa molto importante questa dell'ampliamento delle competenze del territorio della Banca Nazionale del Regno, prima che quindi si instaura a Venezia in quel palazzo. Questo palazzo nel 1893 ovviamente passò automaticamente in proprietà della Banca d'Italia. Teniamo presente che il panorama a cui queste banche centrali operavano era un panorama di una regione molto debole, e in quell'epoca il Veneto era confrontabile con zone quasi più povere dell'Italia. È un panorama in cui il mercato del credito è fatto dalle casse di risparmio, nate intorno al 1822 con quella di Venezia e di Padova, e poi nella seconda metà dell'Ottocento con le banche popolari o le banche di credito cooperativo, le casse rurali artigiane, che sono tuttora una struttura però importante del sistema veneto. Ultime cose che vorrei ricordare è che collegamenti che abbiamo tra Palazzo Manin e altri avvenimenti è che noi abbiamo all'inizio di Palazzo Manin un altorilievo su Mazzini, perché nel 1894 fu demolito un palazzo accanto alla Banca d'Italia, si creò Calle Larga a Mazzini, e appena fu fatta la Repubblica Italiana il Comune fece costruire questo monumento in cui si legge: sulla Repubblica Italiana veglia Giuseppe Mazzini, creatore e apostolo dell'idea unitaria repubblicana della patria. Altro in qualche modo appuntamento della storia con quel palazzo si ha nel 1919, quando venne a abitare al secondo piano Silvio Trentin, che è politico italiano, giurista e poi eminente figura della resistenza veneta. Egli partì proprio da quel palazzo nel 1926 per fuggire in Francia fu uno dei pochi e importanti rappresentanti del mondo accademico nazionale che rifiutò di seguire delle direttive fascista che tendevano a comprimere l'autonomia nell'insegnamento. Altri esempi si hanno con Gaetano Salvemini o Francesco Saverio Nitti in quel momento. E quindi nel 1954 Comune e Banca d'Italia, d'accordo,
posero una targa proprio all'ingresso della Banca Italia in cui sta scritto: da questa casa partì per l'esilio Silvio Trentin, che in tempi oscuri rappresentò all'estero la libera Italia e nell'ora della riscossa fu capo glorioso della resistenza veneta. Trentin in Francia era molto legato ai fratelli Rosselli e quindi indirettamente con Gaetano Salvemini, condividendo con lui idee federaliste. Però, diciamo, quello del federalismo forse sarà la storia dei prossimi 150 anni. Credo che ho già divagato troppo, quindi darei la parola al professor Danieli per un saluto. Grazie. Grazie, giusto per 2 parole per esprimere la mia gratitudine alla Banca Italia nella persona del direttore Salvemini di aver scelto questa sede per questa manifestazione così importante. L'Istituto Veneto ci tiene particolarmente alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e l'ha dimostrato organizzando alcune cose molto importanti, tra cui anche la partecipazione a questo pomeriggio, a questa giornata, diciamo, di celebrazione della Banca d'Italia, del ruolo della Banca d'Italia, del ruolo della moneta nell'Unità d'Italia. Perché questo? Perché non c'è dubbio che Venezia sia stato un punto molto interessante nel panorama della tensione ideale per l'Unità d'Italia, e lo è stata certamente prima, perché per esempio basta dire che nel 1847 c'è stata qui la riunione degli scienziati italiani, quando ormai l'Italia era tutta suddivisa in tanti stati e staterelli, e vennero oltre 1000 scienziati italiani cosiddetti e si riunirono a Venezia, quindi con riunioni che avevano avuto prima a Padova, a Napoli, eccetera. Quindi voglio dire che c'era un clima che Venezia diciamo, raccoglieva e cercava esattamente di rivendicare questa italianità nonostante la dominazione austriaca. E d'altra parte questo è sfociato poi nel 1948 nelle giornate che poi della rivolta di Venezia, in cui, è giusto anche ricordare, è stata coniata moneta, Manin e Pesaro Mauro Gonato, mi pare, no? Ci sono. Nella mostra ci sono. Ah, ecco, ci sono le monete, benissimo. Ecco, ci sono queste monete, la monetazione, eccetera. Quindi, e dopo di questo, nonostante appunto Venezia sia stata annessa, Venezia e il Veneto, al Regno d'Italia soltanto nel 66, ma basta leggere le memorie che ci sono del tempo per sentire quanto ci fosse nella tensione dei cittadini veneti e veneziani in particolare la volontà di adesione all'Italia. Quindi per questa ragione diciamo, il nostro istituto è molto lieto di aver ricevuto questo invito e di partecipare a questa serata. Ecco, una cosa che mi fa piacere ricordare e che d'altra parte è ricordata anche nel libro guida della mostra, che ci sono 3 personaggi che facevano parte dell'Istituto Veneto che hanno avuto un ruolo molto importante in questa storia dell'unità monetaria e dell'economia dell'Italia. Fedele Lampertico, che è stato presidente dell'Istituto nel 1874 fino al 1876, e poi 2 soci importanti, Angelo Messedaglia, e l'altro ancora più importante, Luigi Luzzatti, di cui proprio quest'anno, 2011, ricorre il centenario della presidenza del Consiglio da parte appunto di Luigi Luzzatti. E l'Istituto è fiero di possedere l'archivio intero di Luigi Luzzatti, e qui in sala il professor Ballini, che è uno studioso molto profondo e attivissimo di questo illustrissimo personaggio. E ricordo anche che proprio quest'anno, in coincidenza di questo anniversario del centenario di Luzzatti e del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, si celebrerà a Roma un convegno sulla figura di Luigi Luzzatti, non so esattamente in quale sede, ma probabilmente in una delle sedi del Senato della Repubblica. Voglio dire, una sola considerazione che mi ha mosso la lettura di questo volume di cui si è parlato. È molto bello, molto interessante. Ecco, una riflessione molto, se volete, come si dice, triviale, banale, insomma. Cioè, noi abbiamo sempre sentito in tutte queste celebrazioni parlare della tensione ideale, della tensione
della volontà di unione, di questo enorme movimento, diciamo, di tensione ideale. E invece dobbiamo confrontarci poi nei fatti, quando non basta l'aspirazione all'unità, non basta la realizzata unità, ma c'è questo enorme problema da comporre politicamente e tecnicamente dell'unione della moneta, cioè da far sì che tutte queste diverse monete confluiscano in un'unica moneta senza grossi squilibri, senza grossi problemi, eccetera. Non dimenticandoci che non era l'epoca di internet, non c'era neanche la luce elettrica, la gente lavorava con il lume a olio e scriveva a mano, perché non c'era neanche la macchina a scrivere. Ecco, tutto questo dà la dimensione sia della grandezza dei personaggi che hanno guidato questa grande realizzazione, e anche dell'enorme lavoro di una quantità di personaggi che ormai sono sconosciuti, scomparsi totalmente, ma da non dimenticarvi sono quelli che hanno fatto l'Italia alla fine, no? Tra tutti quanti gli altri, ma questi hanno avuto certamente un ruolo importante. Non mi dilungo neppure un momento, ma giusto per ringraziare la Banca d'Italia di aver intanto realizzato questa meravigliosa cosa a Roma, ma soprattutto di aver dato occasione a Venezia di parlare di queste cose da parte di persone tecnicamente molto approfonditamente preparate, e che ringrazio sia il nostro socio, che è stato poi oltretutto colui che ha in qualche modo saldato l'iniziativa della Banca d'Italia a quella dell'istituto, e lo ringrazio pubblicamente, sia gli altri due colleghi dell'Università di Padova di Venezia, a cui appunto va il mio ringraziamento più sentito, e quello dell'istituto. Grazie. Grazie, credo che possiamo entrare proprio ora in argomento, a vedere le persone, i fatti, gli importi che hanno di questi 150 anni col professor Toniolo. Grazie molte Giancarlo, buonasera. L'economia non è stata molto presente finora nelle celebrazioni dei 150 anni, e si comprende la ragione, la triste scienza, una cosa noiosa, abbiamo ben altro di cui occuparci, però voi non vi stupite che la Banca d'Italia invece di questo si stia occupando, e questo sia il contributo che dà ai 150 anni, lo dà con questa mostra che abbiamo messo in piedi al Palazzo delle Esposizioni, che è molto interattiva, molto tecnologica, tra virgolette, c'ha anche degli aspetti divertenti, quindi se venite. E poi questa ricerca. Io parlerò soprattutto di questa seconda parte, vi racconterò un po' in mezz'ora alcuni punti, secondo me importanti, di interrogativi che ci possiamo fare, che nascono dalla storia del nostro Paese per guardare avanti al futuro. Ora, la ricerca, questo non funziona, no, ecco, vabbè, queste sono le poche cose, le molte cose che sembra, ma li dirò in poche battute. Qual è il tema di fondo, in fondo? Perché studiamo questo nostro lungo periodo? Beh, l'Italia è un successo straordinario dal punto di vista economico, eccetto che negli ultimi 20 anni. E allora io credo che se noi andiamo a chiederci seriamente, questo sarà l'obiettivo di questa ricerca che stiamo facendo con un gran numero di studiosi internazionali di grande, spero di grande livello, cioè certamente di grande livello, spero che facciano un buon lavoro anche per noi, se andiamo a chiederci perché, quali sono state le cause di questo nostro successo economico di, non dico 150 anni, ma 100 sì, dagli anni 80 dell'800 agli anni 80 del 900, e perché? E se da questo possiamo trarre delle domande che ci facciano guardare con una qualche fiducia nuovamente verso il futuro. Noi eravamo un paese diviso, evidentemente, e un paese povero. L'Italia è un paese povero, l'Italia ha un reddito per abitante quando ci troviamo a fare l'unità che è più o meno pari a quello medio dell'Africa di oggi.
Non era sempre stato così. L'Italia era stato un paese relativamente ricco nel Cinquecento, fino alla metà del Seicento, forse anche oltre, rispetto al resto del mondo. Vedete l'ultima colonna qui, dice che noi avevamo un reddito circa il 40% superiore a quello dell'Europa occidentale. Al momento dell'unità il dato buono è quello del 70, perché prima, insomma, il 60 non ci abbiamo i confronti, siamo arrivati a essere solo il 70%. Questo è l'andamento del reddito italiano dal 1700 al 1860, vedete che c'è un trend sostanzialmente negativo, c'è un declino di questo paese. E la cesura dell'unità fa rilanciare il nostro sviluppo. Nostre condizioni iniziali: eravamo un paese povero ma numeroso. Su questo tornerò perché fu uno dei nostri vantaggi. L'Italia, paese povero nel panorama mondiale, per il solo fatto di unificarsi, ha una popolazione sufficiente a metterlo nel G10 dell'epoca, una delle 10 più grandi economie dell'epoca. Io credo che questo fu un grande vantaggio anche per la nostra crescita. Paese povero, dove si viveva in media 30 anni, dove 300 bambini su 1000 morivano nel primo anno di età. Le calorie medie erano buone, relativamente buone, ma i poveri, quelli cioè che oggi la Banca Mondiale classificherebbe come poveri, con un reddito di meno di $225 al giorno, erano il 40% della popolazione. 2,25, cosa ho detto? 225. Andrebbe meglio, sì. Avevamo un grandissimo analfabetismo, un lavoro minorile diffuso, tutti i tratti tipici di un'economia estremamente povera, estremamente... Questo lo dico perché noi dobbiamo misurare i nostri successi e anche i nostri relativi insuccessi tenendo conto delle condizioni di partenza, di quanto difficile, di quale fosse il compito che la classe dirigente italiana dei successivi 150 anni, ma soprattutto dei successivi 50 anni, ebbe ad affrontare. Scusate, qui non ho ancora... Un'Italia divisa monetariamente, questo non entro molto, l'ha già detto il dottor Salvemini, e poi c'erano in Italia... Mi piace citare questa per dire quanto complicata fosse la vita di un'Italia disunita. Nelle province venete si conservò l'uso di esprimere la contrattazione in lire venete dopo il ritorno degli austriaci. Per ridurre le lire austriache in lire venete si costumava a moltiplicare l'importo per 7 e dividere il prodotto per 4, realizzando così un rapporto di 1,74, mentre l'articolo 20 della sovrana patente del 23 diceva che era 1,69. Era difficilissimo raccapezzarsi. In ogni Stato c'erano più monete legali e poi c'era una quantità enorme di monete, che era il sovrapporsi dei secoli di coniazioni, che ancora giravano, perché anche se non avevano valore legale, comunque erano argento e oro e la gente le prendeva. E quindi era una cosa, e se verrete, qualche di voi capita a Roma, mi dà una telefonata, vi porto a vedere questa mostra, vedrete che di queste cose le documentiamo. E vabbè, vado avanti. Un paese senza infrastrutture, queste sono le ferrovie che noi abbiamo nel 1860, al momento dell'unificazione, un paese che nel 14 è così. Soprattutto interessante questo, voi vedete le linee, cosa fece subito lo Stato unitario. Voi avete, quelle rosse sono quelle del 60, ma quelle blu sono quelle completate entro il 70. Entro il 70, cioè molto rapidamente, fino a Napoli e fino a Bari, a Brindisi, si fanno le linee principali. Il lavoro successivo è quello più difficile, ma è quello che veramente unifica il paese, è quello di fare le linee secondarie. Questo fu un enorme successo dello Stato unitario. Scusate, continuo a sbagliare. Prendiamo il lungo periodo adesso brevemente. Questo grafico non fa giustizia di tutte le cose interessanti che sono successe fino al 1945. Dopo vi farò
delle rotture, vi farò vedere i sottoperiodi e quanto siamo cresciuti, però la nostra storia economica di successo comincia nel secondo dopoguerra sostanzialmente, ed è un reddito per abitante che si moltiplica per 13 dal 1861 a oggi. 13 volte vuol dire cambiare tutto, evidentemente. Scusate, aiuto. Questo è il nostro successo nel studio. Questa è una cosa che stiamo facendo in un'altra ricerca che sto facendo a Tor Vergata con Nicola Rossi e Giovanni Vecchi. Guardate come abbiamo ridotto la disuguaglianza nel secondo dopoguerra e come poi però ci siamo impapocchiati a partire dagli anni '80. Abbiamo aumentato enormemente la speranza di vita, eravamo ben sotto alla media europea e questo è uno dei grandi successi della nostra storia, diventiamo uno dei paesi con la speranza di vita più elevata. Facciamo qualche misura del successo di questi 150 anni. La mortalità infantile, quella che ho detto era 290, 300 bambini per 1000 morivano nel primo anno, adesso siamo a 8-9 per 1000, con un po' di divario regionale, dopo casomai se abbiamo tempo lo diciamo, e vedete soprattutto come l'Italia è diventata uno dei paesi nel mondo in cui si vive più a lungo. Abbiamo ucciso la piaga del lavoro minorile. Da subito, a partire dagli anni '80, vedete come diminuisce rapidamente questa piaga del lavoro minorile. Attenzione, quando si fanno le rivoluzioni industriali negli altri paesi all'inizio dell'Ottocento, questa roba va su. I bambini vengono portati nelle fabbriche. Noi abbiamo avuto una rivoluzione industriale che in questo senso è stata benevola verso i bambini. Cioè abbiamo avuto una rivoluzione industriale che ha dato una botta molto forte fin dall'inizio, da quell'80% si è passati a meno del 60% dell'incidenza del lavoro. Questo naturalmente con effetti molto positivi sull'andare a scuola dei bambini, sull'alfabetizzazione, eccetera. Nel lungo periodo siamo cresciuti un po' più di altri. La nostra economia in relazione all'economia europea, il coso blu, è cresciuta, che è la stessa cosa di dire quello che vi ho detto prima, se siamo cresciuti un po' più degli altri, il peso dell'economia italiana, fino agli anni 90, il nostro peso sull'economia europea, i 12 paesi dell'economia europea occidentale sono cresciuti. È stato un successo o un insuccesso? Qui stiamo a farci sempre grandi storie, successo o un insuccesso. Noi economisti siamo un po' rozzi e ci basiamo sulle aspettative. Allora, se Cavour avesse detto a Palmerston, che era il primo ministro al tempo della nostra unificazione in Inghilterra, guarda caro che io scommetto che tra 100-120 anni l'Italia avrà la stessa potenza economica del Regno Unito. Palmerston gli avrebbe detto, senti, risparmiati anche una lira bucata perché la perdi di sicuro questa scommessa. Lo stesso se Giolitti avesse detto la stessa cosa a Asquith. Probabilmente anche De Gasperi non si aspettava quell'enorme successo. Quindi a giudicare dalle aspettative di persone certamente informate è difficile negare che le cose sono andate straordinariamente bene in Italia. E dai. Ora, quando è cresciuta l'Italia? L'Italia, abbiamo detto, è diventato un paese grande, ma la domanda è, l'Italia non è però un paese grande come gli Stati Uniti o come l'impero inglese, quindi che cosa deve fare per crescere? Il grandissimo storico economico italiano lui aveva sempre queste frasi immaginifiche, Carlo Cipolla diceva, deve fare le cose che piacciono al mondo, deve produrre le cose che piacciono al mondo. L'Italia deve sapersi inserire nelle grandi fasi di espansione dell'economia mondiale. C'è riuscita bene in una parte della prima globalizzazione, quella della seconda metà dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, a partire dagli anni 90 del secolo XIX, c'è riuscita molto bene nel secondo dopoguerra, ha sostanzialmente perso il treno della seconda globalizzazione.
la globalizzazione che il mondo che noi vediamo con grande mestizia in fondo questi anni, dagli anni 90 a oggi, che sono stati anni di straordinario progresso, anni mai la storia economica del mondo è stata tanto interessante e tanto bella come negli ultimi 20 anni, l'Italia non ci ha partecipato. Ed è questa la domanda che noi ci poniamo, cari amici. Quali sono gli ingredienti per partecipare, per inserirsi in saper sviluppare bene i propri vantaggi comparati? Adottare una politica doganale, una politica di unioni doganali che funzioni, fare politiche monetarie e fiscali adeguate, avere una politica del cambio che sostenga la crescita. Queste sono alcune possibili cose che poi il resto devono fare gli imprenditori, questo è quello che i governi dovrebbero fare, oltre alle infrastrutture che vi ho mostrato e quant'altro. Nelle varie fasi della nostra storia l'Italia è cresciuta un po' meno degli altri fino al 13, si è difesa abbastanza bene nella globalizzazione degli anni che vanno dalla prima guerra mondiale alla fine della seconda, è stata straordinaria dal 51 al 73, si è difesa abbastanza bene fino agli anni 80, fino alla fine degli anni 80 è ancora cresciuta più della media europea in quell'epoca, e poi però le nostre esportazioni sono andate così, e voi vedete, vi faccio questo grafico, mi piace perché il grafico in blu sono le esportazioni italiane in volume rispetto a quelle degli altri paesi. L'Italia deve fare le cose che piacciono al mondo se vuole crescere. Consentitemi di andare così, anche a me per qualche piccolo slogan, anche se dagliela. Dallo 61 all'11 noi abbiamo avuto sostanzialmente un ristagno, una crescita bassa, eccola qui, fino al 96. L'Italia è cresciuta poco, meno dell'Europa occidentale, è cresciuta più dell'Europa occidentale invece dal 96 all'11. Perché? Questo è molto importante. Perché la classe dirigente italiana è stata all'altezza del superamento della crisi mortale che aveva preso il sistema economico, bancario, finanziario, politico, sociale italiano tra il 1893 e il 1896. L'abbiamo superata, abbiamo cambiato completamente, stabilizzato la politica, cambiato la politica economica, creato un sistema bancario che funziona, la crescita è stata enorme. La classe dirigente italiana in quell'occasione, perché l'Italia ha in più di un'occasione raggiunto il limite del baratro, e in ognuna di queste occasioni, pensate al 44, 40, 46, pensate alle crisi degli anni 70, pensate alla crisi del 92. In ciascuna di queste occasioni c'è stata una classe dirigente che è stata più o meno all'altezza di tirare fuori, di prendere per i capelli questo paese e riportarlo. Nella deglobalizzazione siamo andati abbastanza bene, abbiamo avuto però una crisi finanziaria, economica però non siamo andati meglio dell'Europa occidentale durante l'economia fascista. Nell'età dell'oro abbiamo avuto questa enorme crescita di cui abbiamo detto. Dal 70 a oggi, guardate, è la parte finale, cioè noi ritorniamo oggi a un livello di reddito che avevamo alla seconda metà degli anni 90. E lì stiamo. Questi sono incidentalmente i dati nuovi, che è una delle tante ricerche che abbiamo fatto alla Banca d'Italia, che siamo dimenticati di dire. Abbiamo ricostruito tutta la contabilità nazionale a prezzi costanti in dollari, in euro 2009, dal 1861 a oggi. Quali sono stati i fallimenti del nostro Paese? In una certa misura il fallimento principale della nostra classe dirigente, a mio parere, un fallimento qualificato, attenzione, è quello dell'istruzione. La classe dirigente italiana è riuscita a abbattere la piaga dell'analfabetismo abbastanza bene. Ci siamo dimenticati della formazione successiva alle scuole elementari.
E questo è uno dei temi, io credo, sui quali noi dobbiamo riflettere per capire perché non abbiamo agganciato la seconda globalizzazione. Per quanto riguarda la scuola elementare, gli analfabeti sulla popolazione, già nell'11 erano stati drasticamente ridotti. Nel 51 anche questo fu, il regime fascista in questo fu attivo almeno quanto i regimi liberali, però i tassi di iscrizione alla scuola media superiore sono stati molto bassi, i livelli di apprendimento li conosciamo dalle indagini PISA, i tassi di iscrizione alle università sono assolutamente inferiori. Pensate, nel 1981, quando avevamo un'economia che stava ancora crescendo, avevamo 14% dei ragazzi in età universitaria che si iscrivevano. Questo è stato uno dei fallimenti. L'altro fallimento, evidentemente, se tale lo dobbiamo chiamare, è quello del reddito del meridione. Non siamo riusciti a chiudere il divario iniziale, probabilmente minore di quello attuale, che esisteva tra nord e sud. Attenzione, il meridione d'Italia è cresciuto moltissimo. Il meridione d'Italia è cresciuto in media del 2,2% all'anno, quindi come l'Italia è più o meno è un paese che si è completamente trasformato. Quindi attenzione, che cosa intendiamo per fallimento. Se il fallimento è dire che il meridione non ha avuto un processo di convergenza rispetto al nord, cioè non è cresciuto più rapidamente del nord, come gli economisti si aspetterebbero che dovesse succedere, e allora fallimento c'è stato. Se invece dobbiamo guardare i valori assoluti, certamente il meridione oggi è riconoscibile. La speranza di vita in Italia, questo sì, c'è stata una forte convergenza invece, c'è un grafico se volete che ve lo mostro. Il divario dei consumi, dati i trasferimenti che ci sono dallo Stato centrale, è minore del divario di reddito, quindi non c'è stata convergenza. Il problema, se sia un fallimento o meno, dipende da come noi poniamo il problema. Era compito dello Stato unitario produrre la convergenza o meno? Io lascio la domanda aperta. È compito dello Stato unitario certamente ridurre i divari tra persone, tra aree, fino a che punto? Punto di domanda. Qual è il dovere di uno Stato sotto questo profilo? Mi sono preso naturalmente pomodori in faccia non più tardi di una settimana fa, quando ho detto questa cosa a una platea di industriali meridionali, ma pazienza, perché secondo loro non si pone nemmeno in discussione che sia un compito istituzionale dello Stato portare tutti allo stesso livello di reddito. Ne è valsa la pena? È valsa la pena di unificarsi? Io qui vi butto lì perché devo finire, no? L'Italia è un paese povero, ma è un paese grande. Diventa uno come vi ho detto, una delle maggiori economie del mondo. E io chiedo ai meridionali che dicono che non si sta bene con gli italiani o ai settentrionali che dicono che dobbiamo dividerci. Bene o male dipende da quello che noi chiamiamo il controfattuale. Come possiamo immaginare l'economia italiana se non ci fossimo unificati nel 1861? Tante piccole economie in un mondo che si andava globalizzando. Per carità, c'era qualche piccola economia che ha avuto successo, la Svizzera. Non ne posso pensare a tante. Certo c'è l'Olanda aveva un grande impero però. C'era il Belgio, non di grandissimo successo, con un altro grande impero, ricco di materie prime. I paesi scandinavi, però paesi, almeno Svezia e Norvegia, di grandissime dimensioni, con risorse naturali.
cosa avrebbe fatto? Il maggiore paese italiano era lo Stato borbonico, il Regno delle Due Sicilie, che aveva circa 8 milioni di abitanti al momento dell'unificazione. Possiamo immaginare che questa avrebbero avuto le politiche di una piccola economia aperta, dinamica, capace di creare le istituzioni e di creare le condizioni per sviluppare i vantaggi comparati e competere nel mondo che si globalizzava? Può darsi di sì, io ne dubito molto. Unificandosi lo Stato italiano ha potuto giocare un po' sul mercato interno, un po' sul mercato delle esportazioni. Giocando sul mercato interno, ferrovie, creazione di imprese di grandi dimensioni, economie di scala, capacità anche alla fine degli anni prima della Prima Guerra Mondiale di esportare anche prodotti dell'industria meccanica, che avevano conseguito vantaggi competitivi perché si erano potuti radicare anzitutto in un mercato nazionale sufficientemente grande. Dubito che l'Italia, che il Granducato di Toscana piuttosto che il Ducato di Parma di Maria Teresa avrebbero potuto competere bene nella prima e nella seconda globalizzazione. Concludo. Ho ancora 5 minuti per rispettare la mezz'ora che mi hai dato, Giancarlo. In sintesi, l'Italia ha faticato nella prima globalizzazione, molto faticato nei primi 30 anni. È stato un fallimento, non lo credo. Unificare l'Italia, costruire quelle ferrovie, unificare il sistema, unificare la moneta, è stato un lavoro da giganti. L'ultima partita di monete d'argento borbonico è stata portata al cambio nel 1894, ci sono voluti 35 anni per completare l'unificazione monetaria del paese. Fare il telegrafo, altro che internet, quella fu una rivoluzione che valse molte internet. Tutto questo richiese del tempo, richiese di denaro, accumulazione di capitali, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta che questo fu completato, portando quasi a una crisi insuperabile, quasi alla rottura dello Stato alla metà degli anni 90, poi si riparte e si riparte in modo capace di sfruttare il grande movimento della caduta dei prezzi nella globalizzazione e sfruttare questa fortuna, questo oro che l'Italia aveva, che fu l'emigrazione di tanta parte dei suoi figli. L'Italia ha sfruttato benissimo l'età dell'oro europea. Dal 1970 al 90, come dicevo, è cresciuta più o meno come l'Europa e poi ci siamo fermati. Questo è un close-up di quello che dice, questo è il PIL per abitante degli ultimi 15-16 anni. Voi vedete chiaramente qui più da vicino che, a parte la caduta disastrosa di questa crisi, che in Italia è stata una delle più severe del mondo, è inutile che andiamo a leggere i giornali, perché non ce le dicono nemmeno queste cose qui. L'Italia ha avuto una caduta del PIL che è una delle più gravi nel confronto internazionale, più dell'Inghilterra, più dell'America, non parliamo della Germania. Quindi l'Italia ha avuto una crisi gravissima, dalla quale non sta ancora uscendo. Ma a parte questo, siamo nel 2006, prima della crisi, non c'è segno di crescita per gran parte del XXI secolo nel nostro paese. E questi sono i confronti internazionali. Qui sono due modi di misurare, ma insomma. Quindi la domanda è perché? E questa è la domanda che ci porremo a questa conferenza, a questa ricerca che stiamo completando. Perché non siamo riusciti ad agganciare la seconda globalizzazione? Le risposte sono tante, evidentemente, ognuno ha le sue ricette. Se guardiamo a ieri, dico c'erano due cose allora
nei momenti in cui, soprattutto negli anni 50 fino agli anni 70-80, che allora c'erano, oggi non ci sono più. Una è la grande impresa e il secondo era un debito pubblico relativamente contenuto. Senza grande impresa è difficile crescere, è difficile fare innovazione, è difficile competere sui mercati internazionali. C'è un consenso abbastanza vasto tra gli economisti che un debito pubblico sopra una soglia dell'80-100% è certamente un fattore che rallenta tutte le indagini empiriche che conosciamo, che rallenta la crescita. Il capitale umano era più povero nei momenti della crescita forte di quanto sia adesso. Abbiamo fatto dei progressi, abbiamo continuato a fare, abbiamo più studenti all'università, abbiamo ma allora era un capitale umano che era adatto alla tecnologia del tempo, era adatto all'economia nella quale l'Italia si inseriva. Pensate alla tecnologia della catena di montaggio, non era perfetta per l'Italia di allora. Noi avevamo degli operai, una forza di lavoro alfabeta, capace, educata al modo giusto e un po' di ingegneri bravissimi. Questo è quello che ti serve nel mondo fordista della catena di montaggio. Nel mondo della globalizzazione, della seconda globalizzazione, le tecnologie sono tali che non le agganci con pochi bravi ingegneri e una forza lavoro che non è all'altezza delle altre forze lavoro. E quindi il capitale umano, che certamente oggi è maggiore del capitale umano che avevamo negli anni 50 e 60, e però è inadeguato al nuovo contesto internazionale. E infine ci sono le istituzioni. Qui vi lascio con un punto di domanda e non voglio entrare in questa discussione e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a Gianni Toniolo che ci ha fatto vedere un quadro di questi 150 anni proprio però con quello che deve essere interesse della storia, che uno la studia e l'analizza perché si vuole proiettare poi per le scelte del futuro. Ci ha parlato di Mezzogiorno, quindi di divario tra nord e sud. A noi ci è sembrato che stando qui al nord non bisogna essere solo autoreferenti, quindi il discorso del nord e sud fosse un discorso importante da discutere a più voci e quindi abbiamo chiesto a Gilberto Muraro se ci desse anche la sua opinione. Ti do la parola. Bene, buonasera a tutti e grazie di questo lusinghiero invito. Come diceva il professor Salvemini, io vorrei esplorare il perché di queste controversie che stanno avvelenando questo anniversario rispetto all'atmosfera di gioia condivisa che caratterizzò il centenario e il primo cinquantenario. Abbiamo a che fare con una duplice questione meridionale, così ho intitolato il mio intervento, perché abbiamo al sud i movimenti neoborbonici che presentano il conto della vecchia colonizzazione subita dal nord, a loro modo di vedere, e abbiamo dall'altra parte una questione attuale con il nord che si sente dissanguato dal sud. Ecco, allora ho cercato di capire un po' meglio questa duplice questione meridionale. Sono rimasto alla fine della ricerca con più dubbi che certezze, però spero che in qualche maniera qualche riflessione interessante la possa recare. Cominciamo allora con la prima questione meridionale. Già sappiamo da questo magistrale excursus di Toniolo che il Paese si presenta all'unificazione povero e indebitato. Il declino relativo che aveva alle spalle era molto lungo, a fine Cinquecento l'Italia era caput mundi e poi per vari motivi si degrada. Continua il declino relativo anche nell'Ottocento, per portarci più vicino alla nostra data storica. Nel 1840 in Europa si avvia una fase di espansione trainata soprattutto dalle ferrovie che hanno il duplice merito di creare occupazione e reddito, ma anche di allargare il mercato e quindi di portare più divisione del lavoro, maggiore produttività del lavoro e dunque maggiore ricchezza. Non si sa l'Italia agganciare a questo, solo il Piemonte con una politica temeraria di Cavour si lancia in forti investimenti ferroviari, ma per il resto, a parte il giocattolo Napoli-Portici, si resta al di fuori di questo movimento. Bene, questo fa capire perché sul piano economico tutta l'intelligenza italiana dell'epoca
aspirasse ad avere un mercato vasto, perché la spiegazione del declino secolare era da un lato qualcosa che aveva mandato il buon Dio, che non si poteva rimediare, cioè lo spostamento del baricentro dal Mediterraneo all'Atlantico, ma l'altro motivo era il fatto che appunto altrove avevano creato gli stati nazionali e avevano quindi reso possibile per gli operatori economici lavorare su un mercato vasto con tutti i vantaggi che ne derivavano. Quindi l'aspirazione era appunto quella verso un mercato vasto capace di far crescere un tessuto produttivo davvero competitivo. E questa aspirazione, quindi sul piano economico, rafforzava la spinta politica all'unità del Paese, vista come riscatto di un lungo periodo di servitù e di emarginazione. Non dimentichiamo che gli italiani, che erano ben connotati agli occhi internazionali dal loro stesso detto Francia o Spagna purché se magna, erano diventati agli occhi dell'Europa il paradigma di popolo senza identità nazionale e senza dignità civile. L'autoaccusa di Mameli, che ripetiamo ogni volta, ma forse senza rifletterci troppo, nel nostro inno nazionale, calpestati e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi, esprimeva il messaggio che Mazzini era riuscito a far diventare ideologia prevalente, sia pure in presenza di varie correnti di pensiero circa i tempi e i modi dell'unificazione. Ciò induce a credere, al di là di tante prove puntuali che potrebbero essere state esaltate dalla geografia risorgimentale, che effettivamente l'unificazione fosse la meta condivisa dalla classe dirigente liberale e anche dalla classe urbana e operaia urbana, dando per scontate invece l'estraneità della vastissima classe contadina caratterizzata da esteso analfabetismo e profonda povertà. E si sa che a differenza di Mazzini e Cattaneo, molti repubblicani, a cominciare da Garibaldi, avevano alla fine accettato che l'unificazione avvenisse sotto la dinastia Sabauda, per ovvie considerazioni di realpolitik, avvalorate sul piano ideale dal carattere costituzionale del Regno di Sardegna, che lo differenziava da tanti altri stati che erano ritornati al dispotismo, abrogando le costituzioni liberali concesse durante le rivolte del 48-49. Perché ho fatto questa premessa? Per far capire che l'unificazione, nei limiti che ormai sappiamo dal punto di vista sociologico, era effettivamente un'aspirazione del nord e del sud, e semmai è al sud che possiamo parlare di una partecipazione popolare, perché tanti contadini seguivano Garibaldi. Lo seguivano non contando sulla rivoluzione liberale, ma come è sempre successo ovunque nel mondo, i contadini si muovono per la rivoluzione sociale, perché sperano di avere le terre. E questa sarà naturalmente una delle prime delusioni con cui dovrà fare il conto il Regno d'Italia. Comunque, al momento dell'unificazione, il Paese appariva appunto pervaso da questa ondata comune che veramente unificava il nord e il sud. Quindi è subito dopo che cominciano le cose ad andare male, cominciano le delusioni. La prima delusione appunto dei contadini del sud, ma poi la delusione anche di tanti repubblicani. Il Regno d'Italia dovette immediatamente fronteggiare uno sforzo imponente sul piano finanziario, oltre che su quello politico, per le spese straordinarie legate allo sforzo dell'unificazione dell'apparato pubblico, della repressione del brigantaggio al sud, no? Fu una guerra civile che impiegò migliaia e migliaia di soldati per almeno 5-6 anni, della terza guerra d'indipendenza, che fu un episodio tristissimo, che aveva sollevato enormi entusiasmi. Era la prima guerra d'indipendenza degli italiani uniti e purtroppo, anche se vinta a tavolino, fu persa sui campi di battaglia. Fin dalla nascita dovette fare i conti con un alto debito pubblico, poiché l'entrata, dice De Rosa, copriva appena il 52% circa della spesa pubblica e sul totale della spesa gli interessi del debito pubblico incidevano per oltre il 12%. Poi siamo stati capaci di ripetere questo primato, ma insomma per allora faceva paura. Circa il 64% di questo debito derivava dal Regno di Sardegna e dalla Lombardia, solo una parte insignificante derivava dai prestiti contratti dal Regno delle Due Sicilie, che aveva seguito una politica finanziaria conservatrice e che anzi apportò al nuovo Stato una robusta riserva aurea, come subito sottolineò Nitti e nella sua SIA, come continuano a sottolineare tutti i meridionalisti. La politica di bilancio del nuovo Stato, volendo un attimo approfondire, presenta 3 elementi distintivi.
Dal lato delle spese, la prosecuzione di un impegnativo flusso di investimenti in infrastrutture, in particolare in strade e ferrovie. Dal lato delle entrate, una lievitazione della pressione fiscale e una sistematica politica di vendite e valorizzazione dei beni demaniali. Primo punto. Costruzioni ferroviarie erano un elemento conduttore della crescita economica europea e, seguendo appunto questa ondata, il Regno d'Italia si imbarcò in operazioni ambiziose che comportarono anche una forte crescita dell'indebitamento, nonostante il largo ricorso al capitale privato, che poi era in buona parte capitale straniero, per non aggravare troppo il deficit pubblico. Come mostrava una delle slide il professor Toniolo, in meno di 10 anni si riuscì a costruire una rete molto ampliata, circa 1000 chilometri, di strade ordinarie, portare la ferrovia da Bologna a Otranto, da Foggia a Caserta, a Roma, a Arezzo Roma, collegando insomma il nord e il sud, che nel 1861 erano completamente staccati. Cominciano le prime accuse nel paese. Si mosse allora, dice il ministro Sella, che su questo condusse una ricerca, l'accusa che il numero delle ferrovie e delle strade sia stato maggiore al nord che al sud. Ma il nord, annota Sella, aveva in partenza più infrastrutture. La rete ferroviaria al sud era il 7,25% della rete nazionale all'inizio della storia, cioè nel 1861, era del 32% nel 1875, quindi i numeri sconfessano questa accusa, nel senso che la posizione del Sud era rimasta minoritaria, ma in termini di incremento percentuale era maggiore lo sforzo esercitato al Sud. Questa delle costruzioni ferroviarie e stradali, a cui si accompagnavano sviluppi della marina a vapore, dei porti, delle poste e del telegrafo, fu dunque un'azione decisa e benefica. Peraltro mancò nella crescita di questa attività economica l'effetto di propulsione sul tessuto industriale. Ci furono grandi capitali stranieri nelle costruzioni, soprattutto ferroviarie, e questo naturalmente consentì di passare rapidamente avanti, ma proprio perché erano stranieri, erano interessati alle industrie nazionali più che a far crescere l'industria italiana, e quindi gran parte delle commesse si indirizzavano verso le loro imprese. Quindi erano essenzialmente imprese straniere che fornivano le rotaie e il restante materiale fisso e in misura prevalente anche le locomotive. Solo tardivamente venne posto il vincolo di acquisti presso fornitori locali. Dal lato delle entrate, lo Stato si affrettò a uniformare in tutto il territorio la fiscalità vigente in Piemonte, che era una alta fiscalità, si stima attorno al 17% rispetto al PIL, un livello che adesso naturalmente ci sembra un sogno, ma che allora era effettivamente elevato. Forse, annota Luzzatto, a cui mi rifaccio, in uno splendido libro sull'economia italiana dal 61 al 94, forse il più alto in Europa. Al contempo, il nuovo regno si affrettò a livellare all'ingiù i dazi doganali, che al nord erano molto più bassi che al sud, in omaggio alle dominanti teorie liberiste accolte dalla borghesia che aveva guidato il Risorgimento e che credeva appunto alla necessità di creare rapidamente spazi economici vasti e aperti alla concorrenza. Ciò significò una crisi grave dell'industria napoletana che aveva prosperato al riparo di dazi e sussidi. Si salvò il settore cotoniero, a prevalente capitale svizzero, che fu pronto a riconvertirsi, ma i settori della lana, della carta e in parte quello metalmeccanico subirono colpi gravi e irreversibili. Per quest'ultimo, la metalmeccanica, non valse, come già ricordato, la impegnativa politica di investimenti ferroviari che il governo nazionale attuò pure al sud, perché i capitali, come ho già ricordato, erano in buona parte esteri e privilegiavano quindi le imprese del loro paese. L'accusa che tutto ciò fosse avvenuto per favorire il nord è difficile da dimostrare, e qui cominciano i miei dubbi. Il ministro Sella, che fece appunto la ricerca ricordata, la revoca in dubbio. Luzzatto va giù più pesantemente dicendo che non è vero. E non è vero perché le condizioni strutturali ce lo confermano. L'industria era scarsa anche al nord, le ferrovie erano molto carenti, Napoli era collegata più dai trasporti marittimi che ferroviari e quindi non è il nord, è l'estero che subentra nel momento in cui l'industria meridionale, per il livellamento dei dazi al più basso livello del nord Italia, diventa appunto esile e cede il passo.
E comunque, annota Luzzatto, ricordiamoci che il sviluppo più rapido al nord era legato a fattori strutturali che erano preesistenti, maggiori trasporti e maggiore energia idraulica. Certo è, posso solo commentare che con il senno di poi una liberalizzazione più graduale forse avrebbe giovato, e avrebbe anche giovato prestare più attenzione a Napoli, che era la vetrina un po' del Sud e quella che appunto viene ricordata come immagine di tutto il Sud, che è su questo sono sicuro, una grande falsità, ma comunque è rimasta viva nella percezione della gente. Andiamo alla terza manovra che ho ricordato prima, la vendita e valorizzazione di beni demaniali. Lo Stato nuovo eredita dagli Stati precedenti vasto demanio, a cui si aggiunge poi i vasti beni ecclesiastici espropriati, e cerca di metterlo a frutto e cerca di venderlo per impolpare appunto le casse che erano esangui. In questo commette alcuni errori tecnici all'inizio. C'è una immissione troppo rapida di terre sul mercato che naturalmente deprime il prezzo, poi quando capisce la lezione si cerca di avere un'immissione di terre sul mercato compatibile con i risparmi esistenti, in maniera che i prezzi non vengano subito depressi. Però ci si affida dapprima a una struttura pubblica che non funziona, poi a una struttura privata che fa lauti guadagni chiedendo non solo la commissione sul venduto, che è corretta, ma anche una percentuale rilevante sulla differenza tra prezzo di emissione all'asta delle terre e prezzo ottenuto all'asta. Naturalmente, una volta stabilita questa regola del gioco, la società privata abbassava enormemente i prezzi di emissione per poter lucrare una vistosa quota di partecipazione. Non tutte le terre, insomma, furono vendute felicemente, ma non è questo il punto. Il punto è che molte tornarono in mano a grandi proprietari che non ne fecero poi un grande sfruttamento come non lo avevano fatto prima. E per quanto riguarda la politica sociale ed economica che accompagna questa vendita, bisogna dire che la meta vera della politica del Regno d'Italia, che era quella di creare una nuova classe di agricoltori capaci di autosostenersi, questa è mancata completamente, questa meta, perché in molti casi ci sono stati terreni acquistati, poi di fronte alle troppe spese sono stati rivenduti, creando quindi di nuovo situazioni di povertà aggravate da una situazione di rabbia sociale che si può bene immaginare. La lezione fu appresa da Mussolini, che quando fece la bonifica non cercò di trasformare i pastori dell'Agropontino in agricoltori, ma chiamò appunto veneti, friulani ed emiliani. Ma erano altre condizioni difficili da ripetere, tanto è vero che la Repubblica Italiana nel momento della riforma agraria non seppe ripeterlo e andò incontro ad altrettanti fallimenti. Ma questa insomma è una parentesi, solo per dire che in questa politica di valorizzazione e vendita dei beni demaniali il Regno d'Italia mostrò di avere buone intenzioni, ma appunto gli esiti furono di gran lunga inferiori alle attese. Ecco, allora vediamo che ci sono luci e ombre, come si usa dire, il che peraltro non deve rendere opaca quella che può essere invece la sintesi finale, mettendo a saldo algebrico questi pro e questi contro. Allora, per quanto riguarda la situazione di partenza, credo che sia innegabile che il Sud stesse peggio che al Nord. Anche se Napoli era la città più vitale, più ricca e produttiva di tutto il paese, ma lo era grazie a quei dazi che abbiamo detto e a spese di tutto il Sud. Abbiamo da questo punto di vista una ricerca recentissima fatta da Vito Tanzi, un economista di notevole rilievo, originario della Puglia, anche se da tanti anni al Fondo Monetario Internazionale e docente in America, sottosegretario tra l'altro per un breve periodo alle finanze anche da noi, che sì, le cerca tutte per insomma dare un po' anche ragione al Sud, ma appunto conclude che indubbiamente ai suoi occhi il Sud stava peggio e cita una serie di indicatori collaterali che però sono estremamente illuminanti, come l'analfabetismo, la mortalità infantile, la speranza di vita, perfino tirando in ballo una nuova
tecnica di analisi economica, la Cliometrics, che è stata attribuita a Robert Fogel dell'Università di Chicago, dice anche il peso corporeo e l'altezza media depongono a favore di questa tesi che al sud si stesse peggio. E questo è facilmente spiegabile pensando che il sud era essenzialmente, al di là dell'isola felice di Napoli, era essenzialmente agricolo, c'era una fortissima estrazione del surplus agricolo da parte di latifondisti che poi non sapevano farne un uso produttivo, quindi in termini comparativi era effettivamente meno capace di produrre ricchezza rispetto al nord. Ora, questo non è assolutamente il parere unanime degli studiosi, e devo citare che una ricerca recente, Daniele e Malanima, che ricostruisce un po' il PIL, dice che effettivamente invece i punti di partenza erano uguali o perlomeno non tanto distanti. Ecco, quindi da questo punto di vista io mi arrendo e aspettiamo che ci siano altri storici che sciolgono i residui dubbi, ma ripeto, a me pare che siano convincenti, al di là di queste ricostruzioni del PIL che lasciano il tempo che trovano, devo dire quando sono troppo indietro nel tempo, ci sono indicatori collaterali che mi pare siano illuminanti. Quindi il Sud stava peggio, però è anche vero, e da questo punto di vista voglio dire è una tesi che va contro certe rivendicazioni che sono ritornate di moda, però bisogna anche dire che appunto non è stato troppo aiutato dall'unificazione. Questi errori politici, l'immediato accaparramento della ricca riserva del Regno delle Due Sicilie, l'uscita troppo veloce dal protezionismo, la repressione del brigantaggio che fu feroce ed alimentò chiaramente una specie di senso di nazionalità divisa. Ecco, tutta questa cosa accentuata a livello psicologico genera la prima questione meridionale che appunto ancora sopravvive, anche se, ripeto, è esacerbata a livello psicologico da quello che, secondo me, risulta dai dati. E passiamo alla seconda questione meridionale, quella attuale. Nel frattempo cosa succede nell'Italia l'ha già dimostrato in maniera molto chiara. Un pochino brevemente. Ce lo devi dire un pochino brevemente. Ah, sì. La seconda. Allora, l'abbiamo già visto, no? Che il divario si accentua, si riduce nel periodo 51-73, ma torna ad accentuarsi dopo. Allora, per spiegare questa parte anche rapidamente, mi avvalgo di un testo che insomma fa già da benchmark a questi discorsi, che è il recentissimo testo di Ricolfi sul Sacco del Nord. Ricolfi fa un'operazione che è anche molto interessante sul piano della ricostruzione della contabilità nazionale, inserendo parametri che non sono usuali, come il parassitismo, lo spreco, una diversa valutazione di consumi, un tenore di vita che tiene conto di tanti altri fattori, e insomma arriva a dire che poi il divario è inferiore a quello che si pensa, soprattutto a livello di consumi e di tenore di vita complessivo. Dopodiché però spara il colpo e dice: dai miei calcoli risulta che abbiamo un drenaggio annuo di parte corrente di 50 miliardi di euro dal nord al sud e che non sono giustificati. E questo è all'origine di tutti i mali del Paese, perché non solo non sono stati produttivi al sud, ma hanno bloccato la crescita della parte più dinamica del Paese. Potrebbe essere, data questa analisi, il federalismo fiscale la cura allora necessaria e sufficiente per uscire da questi mali? Ricolfi dice: io non ci credo. Temo che, in termini di probabilità, che il federalismo fiscale si tramuti in una maggiore interposizione pubblica che è all'origine di tutti i mali, e quindi sono pessimista. Però Speranza ultima dea, e ha fatto appunto mettere nella sovracopertina l'immagine di una moneta con la dea Speranza, e allora cerchiamo di fare in maniera che abbia successo questo federalismo, e suggerisce varie cose che a questo punto salto. Ecco, il mio commento rispetto a questa sintesi, se volete brutale ma non credo fuorviante, della questione meridionale come oggi viene vista da molta gente al nord, è che la diagnosi non mi convince.
non solo sul fatto di attribuire tutto al dualismo. Il dualismo è il principale dei nostri problemi, ma non è l'unico. No. Tante cose non funzionano e se non mettiamo mano a riforme istituzionali continueranno a non funzionare anche nel New Nord, che per un colpo di bacchetta magica avesse risolto il problema del dualismo. Ma a parte questo, restando quindi sul tema del dualismo, io credo, a differenza di Ricolfi, che il federalismo fiscale, che ha già fatto un certo tratto di strada sul piano normativo, arriverà alla conclusione e sarà anche passibile di attuazione. La mia tesi è diversa. Supponiamo pure, che considero probabile, che venga attuato pienamente, ma non sarà assolutamente capace di fare questa rivoluzione che tutti si attendono, non potrà né sanare in tempi brevi il dualismo, meno che mai potrà portare al nord questo mare di denaro che adesso, nella valutazione di Ricolfi e di tanti altri, se ne va al sud. Perché arrivo a queste conclusioni? La prima ragione è che quando noi facciamo il confronto, come fa Ricolfi, di nord e sud, mettiamo assieme tutto ciò che fa e riceve la pubblica amministrazione nei vari territori. Il residuo fiscale, no? È appunto un termine che ormai è entrato nell'opinione pubblica, vediamo quanto preleva da un territorio, vediamo la pubblica amministrazione quanto dà e vediamo se il saldo è positivo o negativo. E naturalmente salta fuori che allora il Veneto è super sfruttato, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, e tante altre regioni invece ricevono molto più di quanto non danno. Ma in queste valutazioni ricordiamoci che c'è tutto il peso della pubblica amministrazione. Quindi non solo la finanza locale, che è l'oggetto del federalismo fiscale, ma è tutto l'apparato periferico dello Stato. Ed è impressionante come l'opinione pubblica non si sia ancora resa conto di questo elemento che pesa moltissimo per spiegare le divaricazioni tra nord e sud. Nella Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica le nostre analisi portavano a individuare sistematicamente in tutti i 5 ministeri esaminati, che sono quelli che incidono di più sulla spesa pubblica, un eccesso di forza lavoro al sud e quindi un'eccessiva dilatazione, insomma, di uffici periferici dello Stato al sud. Quindi il federalismo fiscale su questo non potrà incidere perché è un'altra questione e dovremo decidere di affrontarla come tale. Seconda questione. Il federalismo fiscale riguarda le regioni a statuto ordinario. C'è un articolo che riguarda anche le regioni a statuto speciale che sono chiamate un po' a contribuire allo sforzo solidaristico, ma è poca cosa, vi assicuro. Comunque bisogna sempre passare attraverso trattative bilaterali. Insomma, qualcosa Tremonti riuscirà anche a estrarre dalle regioni a statuto sociale, ma sono essenzialmente fuori dal federalismo fiscale. Allora, quando parliamo del Sud, in Ricolfi, in tanti testi, credo nelle nostre menti, automaticamente scatta l'immagine della Sicilia, no? Che è terra scandalosa da questo punto di vista, come inefficienze, sprechi, eccetera. Ma la Sicilia resterà la Sicilia, non viene toccata dal federalismo fiscale, quindi sono altre le strade se vogliamo migliorare. Infine, e soprattutto, va ricordato che il federalismo fiscale che sta nascendo è, giustamente perché lo impone la Costituzione, oltre che il nostro senso civico, un federalismo ad alta solidarietà. Noi abbiamo una serie di servizi considerati essenziali che occupano più dell'80% della spesa locale, che vanno perequati al 100%, perché il cittadino italiano deve godere di quei servizi in qualsiasi parte del territorio. Sul resto, dice la Costituzione e recepisce la legge delega del 2009, ci deve essere uno sforzo perequativo, no? Quando la capacità fiscale sia diversa. Il legislatore ha nicchiato, ma nell'ultimo provvedimento ha precisato che lo sforzo perequativo deve essere almeno del 75%. Quindi vedete che le differenze residue, gli spazi di differenza che rimangono sono pochi. Allora, questo significa che il federalismo non va bene. Io sono federalista, lo confesso, anche non interesserà a nessuno, ma per lealtà sono federalista dai primi tempi e rimango di questa idea. Penso che sia un passo avanti perché potrà aiutare effettivamente
il Sud a migliorare la gestione della finanza locale, a diminuire la dipendenza dal Nord e in questa maniera avviare insomma a quella convergenza che secondo me è un dovere sacrosanto dello Stato e che finora non si è realizzata. L'importante però è dire c'è un passo avanti anche significativo che possiamo fare, facciamolo, troviamo la maniera per renderlo effettivo, ma senza illusioni. Ecco, un po' temo il ripetersi delle attese e delusioni del Sud che pensavano che con lo Stato nazionale dalla mattina alla sera sarebbero arrivate le terre distribuite ai contadini, sarebbero arrivati i giorni del vino e delle rose. Così non è stato. Ecco, temo molto le attese che si stanno creando e che daranno luogo a delusioni. Quindi affrontiamo questi problemi con più realismo, consapevoli del bene che possono portare, ma anche della lunga strada che rimane da percorrere per altre vie. Grazie. Ringraziamo Gilberto Muraro perché ci ha messo dentro un problema grosso che abbiamo sul futuro. Forse la storia dei 150 anni secondo me può dare un insegnamento che l'unità molte volte è stata fatta senza troppi conti ragionieristici. Io personalmente sono molto preoccupato quando si vedono questi residui fiscali e si fanno queste valutazioni di ragioneria e non di economia, quindi sarei speranzoso, però ovviamente bisogna basarsi sui dati. Noi, la gente lo sa perché normalmente parliamo qui nel Veneto con la relazione regionale una volta all'anno di congiuntura, però ci sembra giusto invece vederla anche nel contesto storico, quindi abbiamo chiesto a Fumian se ci parla un po' del Veneto. Anch'io, buonasera a tutti, ringrazio dell'invito che davvero mi ha fatto un grande piacere. Mi sento un po' in imbarazzo, nel senso che vorrei parlarvi come promesso del 1866, ma le cose che sono state dette sono così interessanti che vorrei bruciare i miei primi 5 minuti per aggiungere qualcosa a quello che è stato detto, sostanzialmente per confermare, ma ad aprire qualche dubbio anche. È verissimo che l'unificazione avviene in contemporanea, possiamo dire, ad una trasformazione assolutamente epocale dell'economia, della società e della politica su scala planetaria. Questo per dire che se è vero che la storia dello sviluppo economico italiano è la storia di una grande rincorsa, che quasi tutti definiscono come di successo, e poi si può vedere appunto se qualcuno aggiunge qualche aggettivo, per qualcuno è deludente, per qualcuno è come dire, scalato in periodi di diversa intensità. Sta di fatto che cambia la tipologia delle rincorse possibili, perché il mondo sta cambiando in un modo talmente radicale e noi, devo dire, storiograficamente molte volte siamo pigramente così acquattati in stereotipi che vanno dalla Grande Depressione alla Belle Epoche. Non ci rendiamo conto che questa cosiddetta prima globalizzazione è appunto un'epoca di impressionante accelerazione delle trasformazioni. Ve ne cito solo una. Appunto, l'introduzione l'inaugurazione per la prima volta nella storia umana di una sorta di età della simultaneità, dove la comunicazione su scala planetaria, se voi vedete le mappe di costruzione della rete telegrafica mondiale, i cavi sottomarini, nell'arco di 40 anni si crea una rete di centinaia di migliaia di chilometri che è la stessa che supporta il 70% del traffico di oggi. Identica. Per di più alcune venivano duplicate per ragioni politiche, come faceva l'impero inglese, che non voleva che le sue linee telegrafiche passassero magari per l'impero ottomano, i quali come dire, facevano la spia per i tedeschi e via di questo passo. Quindi vi è una ridondanza. Quindi età della simultaneità. La creazione di un mercato agricolo mondiale delle commodities totalmente inedito e sconosciuto, che rivoluziona proprio anche il modo di porsi dell'Italia
nei suoi approvvigionamenti e che improvvisamente richiede all'Italia, per esempio, e l'Italia fa molta fatica ad adeguarsi, di avere strutture ferroviarie, di docks, di elevators, di strutture portuali che siano adatte a quella tipologia di scambi. L'Italia non ha un mercato delle futures, per esempio, non ha una borsa merci e non ha neanche grandi... È lo stesso momento in cui in giro per il mondo nascono quelle identiche 6 multinazionali del settore alimentare che ancora oggi governano il 70-80% del traffico mondiale delle derrate, e nascono allora, basti pensare a Dreyfus, Cargill, eccetera. L'Italia si inserisce in questo genere, viene catapultata in un mondo che fino a 10 anni prima, 20 anni prima era totalmente neppure immaginato. Quindi si confronta subito con un'economia mondiale, e io potrei presentarvi così un'enorme mole di documenti raccolti dal Ministero degli Esteri piuttosto che dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio in quegli anni, dove si vede tutta la difficoltà con cui l'Italia, per esempio i consolati in giro per il mondo, da Melbourne, Odessa, New York, Rangoon, eccetera, continuano a scrivere al Ministero degli Esteri per dire per favore aiutateci, facciamo come i tedeschi. I tedeschi hanno fatto sì che le loro ambasciate, i loro consolati fossero degli agenti economici di penetrazione. Dice, noi non ce la facciamo, non riusciamo a fare la stessa cosa. Dobbiamo esattamente inseguire i tedeschi su questa strada perché perdiamo mercati. E in effetti i mercati, molti mercati venivano persi, i più singolari, però è anche interessante andare a vedere cosa si commerciava. L'Italia vendeva moltissimo marmo, vendeva fruste, vendeva capelli, c'era una tipologia merceologica che abbiamo un po' dimenticato, che invece vendeva cerini, e poi il mercato dei cerini in tutta l'area del sud-est asiatico viene spodestata perché un paio di città erano andate a fuoco dai safety matches svedesi, e quindi il mercato del sud-est asiatico sparisce. Cose più serie, Odessa, se noi leggiamo lo splendido libro di Patricia Halili su Odessa, si vede che Odessa era una città italiana, dalla nascita nel Settecento fino a metà Ottocento, e i mercanti italiani erano di gran lunga forse i principali mercanti di Odessa. Nell'arco di 20 anni non se ne trova più uno, e i mercanti di grano sono i grandi mercanti greci, armatori e mercanti greci, i Ralli, i Rodakanaki, che noi ritroviamo al Baltic Exchange di Londra, e non troviamo nessun italiano. Quindi c'è questa rincorsa, ma anche con grandi difficoltà. Si fanno le ferrovie, è verissimo, ma attenzione, se noi prendiamo le statistiche che ha fatto Stefano Fenoaltea sulle ferrovie, viene fuori, insomma, vi do dei numeri indici per capirci, perché è la somma in migliaia di passeggeri chilometro e tonnellate chilometro. La rete mediterranea realizza 346, la rete tedesca 826, la rete Chemin de Fer du Nord 817. I costi di gestione italiani sono 42, quelli tedeschi 32, quelli francesi 28 e via, cioè non sono competitive le ferrovie, oppure molto meno. Quindi importantissimo, assolutamente essenziale costruire. La domanda è, come dire, rafforza la domanda che aveva posto Gianni Toniolo, cioè e le istituzioni, e la classe dirigente, e gli apparati, e la cornice giuridico-istituzionale. È lì dove si incontrano delle serie difficoltà. Tu stesso, Gianni, negli annali che hai fatto insieme a Pierluigi Ciocca, a un certo punto riferisci della statalizzazione delle opere pie, no? Una cosa importantissima e anche strategica sul piano finanziario, che dici tu, destinato a dibattersi in un marasma organizzativo per 70 anni. Cioè sono occasioni in cui si vede come l'apparato, l'inefficienza dello Stato in effetti ha rappresentato un momento essenziale, ha accompagnato la storia economica di questo Paese. Questo senza nulla togliere appunto alle straordinarie performance dell'economia italiana. E sono perfettamente d'accordo sul fatto, avrei voluto dirlo anch'io, che senza l'unità d'Italia
è assolutamente inconcepibile una performance di questo genere fatta da uno qualunque degli staterelli preunitari. Ecco, veniamo, scusate, riprendo il mio tema, ma queste cose mi sembravano, così mi sembrava fosse di qualche interesse dirle. L'unità d'Italia vorrei che la vedessimo dall'esterno, e l'unificazione del Veneto vorrei che la vedessimo dall'esterno, cioè si ricordasse il fatto essenziale che questo è un processo storico considerato dai contemporanei un fatto di estrema rilevanza per gli equilibri e la pace europea. È uno dei pochissimi casi, come dire, di successo di un nazionalismo ottocentesco, perché quello ungherese, quello polacco, quello irlandese non hanno successo nello stesso tempo. Per di più, una cosa che si tende a dimenticare, si crea uno Stato unito, compatto, appunto pronto, più o meno pronto a questa rincorsa, che è uno Stato liberale. Guardate attorno nella carta geopolitica d'Europa, non se ne trovano molti di Stati liberali, perché abbiamo l'impero austro-ungarico, abbiamo una Germania che certamente ancora non unificata e che non si può definire liberale, e neppure le sue istituzioni lo saranno fino alla Prima Guerra Mondiale. La Francia è sotto la dittatura plebiscitaria di Napoleone III, quindi la Spagna non ne parliamo. Quindi chi c'è? L'Inghilterra, forse un po' il Belgio. Quindi è anche una novità politica estremamente rilevante. E se noi affrontiamo in questa logica la questione del Veneto, vediamo come tra il 59 e il 60 il problema del Veneto era considerato dalle diplomazie europee uno dei temi prioritari proprio per la stabilizzazione cioè il timore delle diplomazie e delle cancellerie europee era che il Veneto fosse il grimaldello, negativamente parlando, della pace europea, potesse essere quello che riusciva a incrinare questa pace. E questo emerge in tutte le crisi internazionali, ce ne sono parecchie nel periodo, c'è quella 63 dei ducati danesi, ce n'è una in Polonia, lì tra 63 e 64. Ogni volta le cancellerie e le diplomazie pongono il problema del Veneto come elemento di equilibrio e si trovano di fronte una, potremmo dire apparentemente stranissima, opposizione austriaca che è al di là di ogni ragionevolezza. Come diceva lo stesso ambasciatore italiano a Parigi, Costantino Nigra, nel 65, siamo di fronte ad una sorta di ottusità che non riusciamo a capire. Dalla seconda guerra indipendenza in poi si giunse più volte a una composizione politica, proprio perché questo era un problema europeo e non italiano, il completamento, no? Del Veneto, che tra l'altro erano le tre Venezie, secondo la definizione di Graziadio Ascoli, insomma. Cioè, il problema del Veneto, perché viene vissuto come un fallimento? Non solo perché si è perso Alisa e Custosa, ma perché manca Trento e Trieste. E mancano perché ovviamente sul piano militare c'è stata un'insufficienza almeno significativa. Tutte le potenze europee, ovviamente l'Italia anch'essa, sono schierate o per interesse o per convinzione a favore del completamento dell'unificazione italiana proprio per queste ragioni di bilanciamento pacifico. E non solo loro, il mondo economico-finanziario, che è così importante, comincia ad essere così strategicamente importante e, brutta parola, globalizzato anch'esso, si mobilita in più occasioni offrendo la propria disponibilità a garantire, addirittura tramite l'acquisto o attraverso suggerendo compensazioni territoriali, una soluzione pacifica della questione del Veneto e dei confini italiani. Nell'autunno del 65 l'Austria va in cerca di un prestito che sarebbe stato concesso a condizioni favorevoli, a patto che l'Austria promettesse di riconoscere l'Italia. Anche questo si dimentica. L'Austria non aveva riconosciuto l'Italia, per forza, ovviamente, però è un punto, un cleavage di crisi politica e diplomatica sempre aperto.
Il prestito l'Austria l'aveva chiesto ai maggiori banchieri di Francia e di Inghilterra. E costoro dicono: benissimo, noi siamo disposti a concedere questo prestito a condizioni anche favorevoli, a patto che l'Austria promettesse di riconoscere l'Italia, dicono questi documenti, come garanzia della durata della pace, quindi appunto una dimensione immediatamente europea. L'Austria si rifiutò, Francesco Giuseppe di sua mano appuntò: di ciò non si deve parlare mai. Ecco l'ottusità. Ottusità, non voglio insolentire Francesco Giuseppe, voglio dire, è un'ottusità politica e diplomatica, ecco, una cecità obbligata però, come vedremo, non per stupidità. Nel 66 ancora, quindi siamo lì nel momento in cui sta per esplodere la pentola, il ministro degli esteri inglese, Lord Clarendon, assicura l'ambasciatore austriaco che James Rothschild è disposto a procurare all'Italia, questa volta, un prestito di ben 40 milioni di sterline, non ho fatto tempo a fare le conversioni, ma sono una barca di soldi, per riacquistare il Veneto. Quindi anche lì si cerca di disinnescare la bomba, questa volta attraverso una compensazione, un acquisto territoriale da parte dell'Italia. Rothschild scriveva a Clarendon che tutti i banchieri d'Europa sarebbero stati disposti a contribuire con gioia a raggiungere un risultato che sarebbe stato, anche qui cito, fortissima garanzia di pace. Gli austriaci risposero in un modo molto colorito: non vi sarebbe forca abbastanza alta per un ministro austriaco che consigliasse all'imperatore di vendere il Veneto. Quindi è un'ostinazione appunto che è poco lungimirante ma perfettamente comprensibile. Perché? Perché cedere il Veneto, riconoscere il Veneto significava come dire, aprire le porte alla dissoluzione molto anticipata dell'impero austriaco rispetto a quello che sarà con la Prima Guerra Mondiale, perché hanno perfettamente presente che cedere, riconoscere l'Italia e vendere il Veneto significa aprire le porte alla dissoluzione ungherese, alla rivoluzione ungherese, e a quel punto sanno benissimo che non ci sarebbe stato modo di trattenere. Inoltre sono convinti che il Veneto, su cosa impostano le loro trattative con la Prussia, sapete che nel 66 è proprio la guerra tra Austria e Prussia quella che porta il Veneto all'Italia, la impostano e cercano di scongiurarla dicendo: ricordatevi di Napoleone, senza il quadrilatero Napoleone sarebbe arrivato a Berlino, e quindi prussiani, fermatevi, perché se le cose vanno male e l'Austria si trova su un doppio fronte e dovessi perdere il Veneto, questa è una gigantesca minaccia anche per voi. Questo sempre per dare la dimensione di come noi la vediamo dall'interno, ce la ricordiamo, come dire così, in una logica un po', se volete, da sussidiario, invece rovesciando la vista forse si acquista un maggior come dire, uno spessore un pochino più tridimensionale. Del resto, appunto, questa ostinazione austriaca l'aveva manifestata Francesco Giuseppe a Napoleone III dopo Villafranca, appunto dicendo: guardate, non possiamo concedere l'autonomia perché questo significa lo smembramento della monarchia. Come si arriva alla guerra e cosa succede nel maggio del 1866? Una cosa stranissima, dopo tutto quello che ho detto, uno dei paradossi della politica e della storia. L'Austria cede, non promette, cede il Veneto a Napoleone III. Cioè c'è un accordo preciso per cui il Veneto sarebbe stato ceduto a Napoleone III. Appunto purché si evitasse il riconoscimento, e lo fa perché ormai in modo scomposto sta cercando di evitare il doppio fronte, di evitare che l'alleanza che già si sta delineando tra Prussia e Italia. Ma in qualche modo la sorte del Veneto è già decisa indipendentemente da quello che sarà poi il conflitto militare. Io vengo a un punto un po'
caldo, diciamo, nella libellistica politica, che ha naturalmente tempi e motivi completamente diversi dalla storiografia, al plebiscito del 1866, no? Ogni tanto si sente sui giornali, ma fu una truffa, eccetera. Io sono andato a vedermi un po' di dati. Nell'aprile del 1860, perché i no furono poche centinaia, no? Di fronte alle molte migliaia di sì. Quindi il problema è: cosa sono questi plebisciti? Allora, nell'aprile del 1860 si erano svolti i plebisciti nelle contee di Nizza e Savoia per l'annessione alla Francia. Votarono a favore dell'annessione 156.000 persone, i contrari furono 395. Non ho mai sentito parlare di truffe nizzarde o savoiarde. Che cos'è? È che la storiografia ha presente la peculiarità di quelle società civili e politiche e di questi riti confermativi, no? Per cui effettivamente il plebiscito era una sorta fu una sorta di festa confermativa a cui parteciparono anche dal punto di vista così sia sociale che politico ceti che fino a poco tempo prima erano stati molto restii. Il clero, l'alto clero, come dire, spegne ogni protesta. Il basso clero, che era della stessa estrazione sociale dei contadini, era fortemente filo unitario e filo italiano, perché aveva accompagnato i poveri cristi di contadini degli ultimi 20 anni sottoposti a una pressione fiscale e poliziesca da parte austriaca che era impressionante. E l'Italia, il Veneto, era anti-austriaco in profondità. Basti pensare alla chiusura volontaria dei teatri e del carnevale qui a Venezia. Basti pensare, per dire quanto poco sia stata una questione di minoranze, che nel 1861 nel Veneto fu organizzato, come in altri, chiamiamoli paesi dell'impero, il cosiddetto Gran Rifiuto, cioè riuscirono a sabotare tramite l'astensione, promuovendo l'astensione nella maggior parte dei comuni, a sabotare le elezioni del Consiglio dell'Impero. Questo non lo fai se sei una sparuta minoranza, no? E i nobili stessi, molto restii, molto cauti, che temono terribilmente le rivoluzioni a matrice democratico-repubblicana, eccetera, nel 66 sono anch'essi schierati per l'unificazione. Un'altra cosa singolare, appunto, una delle proteste riguarda il fatto che il plebiscito si è svolto il 21 e il 22 ottobre e il 19 un giornale veneziano se ne esce dicendo: guardate, in quell'hotel, non ricordo quale, è stata firmata la cessione del Veneto. Ecco quindi il plebiscito. No, certo, il plebiscito è un rito confermativo che ha appunto quelle caratteristiche. E per di più un rito importante, perché è un rito a suffragio universale, quindi comunque è un'esperienza, come dire, di carattere politico assai significativa. Il dispaccio telegrafico del 19 ottobre 66, secondo cui la bandiera italiana sventola già dalle antenne di Piazza San Marco, dice e che viene usata appunto in queste polemiche per dire: ah, ecco, allora Veneto si sapeva già che era italiano, il plebiscito non conta, era stato voluto dall'Austria, perché l'Austria chiede aiuto all'Italia, chiede il soccorso dell'esercito italiano a Venezia e a Verona, perché venga facilitata la ritirata degli austriaci, perché a Verona ci sono scontri sanguinosi tra italiani e austriaci, e gli austriaci vogliono cautelarsi la ritirata, e chiedono quindi l'intervento degli italiani anticipato a Venezia e a Verona. Perché Venezia e Verona? Perché in realtà, anche se con gli incidenti gravi di Lissa e Custoza, l'esercito italiano, pur scompaginato e, diciamo, balordamente guidato in due colonne scomposte fra loro, aveva liberato tutte le altre città. Padova era già libera da luglio. È che, avendo fatto la pace con i prussiani e non avendo la forza militare di completare, perché avevano perso a Lissa e Custoza, si temeva la controffensiva austriaca, e quella sì, una volta che non c'era più il fronte prussiano, avrebbe potuto provocare la dissoluzione dell'unità d'Italia a questo punto. Quindi una partita estremamente delicata e complessa, che merita, credo, di essere valutata.
e per quello che effettivamente fu. Anche lì vi dicevo prima, a proposito insomma dell'atteggiamento dei veneti in quegli anni tra il 59 e il 66, no? Immaginate la fortissima delusione provocata dall'armistizio di Villafranca. Vi dicevo che i teatri furono chiusi, il Carnevale di Venezia, che già allora era celebre, non si tenne più per tutti quegli anni, e un testimone scrive: «Devo confessare che la tenace costanza con cui i veneti per 7 anni di seguito, dal 59 al 66, si imposero tale privazione, mi ha fatto grande impressione. Questo miracolo lo avevano fatto solo le parole magiche Italia una». Ora, l'autore di questo testo, apparentemente così retoricamente patriottico, è un austriaco che era professore in un liceo padovano, si chiama Ernst Gnad, ed era professore nei ginnasi, ha tenuto un diario di quegli anni, insomma, che appunto ci dà il senso di una profonda partecipazione popolare di questi. Le cronache di Carlo Leoni a Padova, questo un po' prima del 66, in una sola via di Padova, via Savonarola, sono 40 giovani che se ne vanno, cioè espatriano, sono migliaia i giovani che espatriano e fuggono a Ferrara, attraversano il Po e si nascondono in Piemonte fondamentalmente, perché era il Piemonte che organizzava quella che si chiamava appunto la cospirazione. Chiudo subito dicendo due cose. No, ne dico una sola così tengo fede anche ai miei tempi. L'altra riguardava, sarei dovuto ritornare indietro sui miei passi e parlare dei problemi a cui accennava Gianni Toniolo. Scusate un attimo perché è una citazione proprio del 1866, come ho fatto a perdermela? Ecco, scusate. Io potrei andare all'infinito, scrive questo, probabilmente molti di voi la conoscono perché è molto famosa, insomma. Notando le 1000 forme in cui l'educazione si diffonde tra i popoli civili e riesce a migliorare la cultura, il carattere, la forza fisica e morale. Le vie per entrare nella civiltà sono lunghe e penose, ma conosciute e già battute dai nostri padri e dai nostri contemporanei. Ecco la consapevolezza della rincorsa. Bisogna però che l'Italia cominci col persuadersi che v'è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocratici macchine, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi. Pasquale Villari, le lettere raccolta è il famoso articolo Di chi è la colpa, su cui si ragiona proprio sulle responsabilità della cattiva condotta militare del 66, ma che in realtà, secondo me, apre uno scenario profetico sull'intera storia d'Italia. Io mi fermo qui per rispettare i tempi, vi ringrazio.